I cittadini di Raffadali protestano contro Girgenti Acque e il sindaco, con propria ordinanza, pone fine alla gestione privata. Me ne assumo le responsabilità, dice Silvio Cuffaro, ci penserà il comune. Nei giorni scorsi il Comitato Civico per l'Acqua Pubblica aveva scritto al lato idrico, all'ente gestore e al prefetto, lamentando che Girgenti Acque avesse installato i contatori a macchia di leopardo, creando disparità tariffarie che hanno costretto solo alcuni utenti a pagare esose somme rispetto ad altri. Nella nota si sottolinea altresì come ciò sia stato fatto nonostante l'insussistenza dei presupposti, ovvero acqua distribuita ogni 10 o 12 giorni e solo per alcune ore, reti con la brodo, assenza di adeguata manutenzione. Del resto, anche il Consiglio Comunale di Raffadali era intervenuto chiedendo alla gestione commissariale di Girgenti Acque di provvedere immediatamente all'applicazione di una tariffa unica ed equa. Il comitato dunque ha diffidato l'ente gestore minacciando che dalla prossima fatturazione gli utenti si limiteranno a corrispondere il canone idrico nella misura forfettaria, una giusta sollevazione popolare che ha mandato il sindaco Silvio Cuffaro su tutte le furie. Dopo anni di contrasti e inadempienze, disagi e disparità, afferma, ho deciso di assumermi la responsabilità della gestione del servizio idrico. Vi chiedo pazienza e collaborazione. Partiremo dal 1° ottobre, dice. Intanto l'ATI deve ancora stabilire quali saranno i comuni che potranno gestire l'acqua pubblica. Sembrerebbe possano essere circa 8 e tra questi potrebbe non esserci Raffadali. In questo caso si aprirebbe una lotta ancora più aspra e senza esclusione di carte bollate.